Una montanara cadorina molto orgogliosa di essere. Cosa posso dirvi io? Il Cadore, 22 paesi, la parte più nord della provincia di Belluno, sono 40, su per giù, 40.000 residenti. Val del Boite, Centro Cadore, Ecobellico. Potrei dirvi, raccontarvi della desolazione che c'è in Cadore. Potrei raccontarvi di questo velo di tristezza. Scusate. Insomma, un centro Cadore ricchissimo per le fabbriche di occhiali, adesso con decine e decine di volumi abbandonati, sembra sia sceso un velo di desolazione. Potrei parlarvi dei nostri giovani, 25 ragazzi del centro Cadore che sono partiti per l'Australia. Sono ragazzi che hanno una grande preparazione, una grande formazione. Sono ragazzi laureati che stanno portando fuori dai loro territori quello che hanno imparato. Potrei parlarvi di una sanità che non funziona più, potrei parlarvi del ragazzo che deve studiare, che va alle scuole superiori, il ragazzo che abita ad Anta, 1400 metri, e potrei parlarvi dei sacrifici immani che i genitori fanno per mantenere i ragazzi all'università. Invece io vi parlo della felicità di aprire il rubinetto dell'acqua e di poter bere un'acqua cristallina, perché possiamo farlo. Vi parlo della mattina quando noi ci affacciamo alla finestra e abbiamo la fortuna di ammirare il panorama di montagna, le nostre crode. Vi parlo della, come dire, di quando in un sentiero irto di montagna, con le gocce di sudore che scendono, e ci diciamo: ma chi ce l'ha fatto fare questo? Contiamo fino a 10, poi ancora 10, poi ancora 10 per riuscire a salire questo impervio sentiero per arrivare dove? In cima. Per arrivare in cima, arrivare in una forcella, guardarsi intorno e ammirare il paesaggio e vedere che le montagne non hanno confini, e poi rendersi conto che questo è il motivo per cui noi vogliamo rimanere a vivere là. Grazie a tutti.